Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi proseguiamo l'argomento degli elementi parlando dell'aria. L'elemento aria infatti è diciamo un elemento che ammortizza la comunicazione fra l'elemento fuoco e l'elemento acqua e dunque è come se si ponesse come intermediario fra questi due elementi, coniugando l'intrapresa, il coraggio, l'individualismo a quello che è il mondo delle emozioni e delle percezioni più interiorizzate. Dunque l'aria è il comunicatore per eccellenza, proprio perché fa da vettore fra questi due elementi e dunque mette in comunicazione il magnetismo con l'elettricità, con il fattore elettrico. Dunque ecco che abbiamo appunto il grande comunicatore, il grande apportatore di notizie, ma anche il curioso per eccellenza, lo studioso che appunto è mosso a grandissima velocità e alla curiosità verso tutto quello che lo circonda. Questo è un elemento che, come ben vedrete, anche in natura può sembrare anche immobile, fermo, ma in realtà si muove a velocità estremamente elevate. In effetti, per quelli che hanno tentato, insomma, di convocare i geni dell'aria, si saranno resi conto che è molto difficile agganciarli, nel senso che sono così straordinariamente veloci e soprattutto hanno una così necessità di non mescolarsi con il genere umano che spesso sfuggono. Ma non era questo in realtà l'argomento che riguarda, però era importante insomma farvi comprendere che esistono non solo gli elementi in sé, ma anche i geni, le intelligenze che si rifanno all'elemento. E come esistono geni e intelligenze per l'elemento fuoco e l'elemento acqua, ecco che essi esistono anche per l'elemento aria. Anticamente venivano definiti con termini generali, come per esempio per quel che riguardava proprio l'aria e le entità dell'aria, le silfidi. Per quel che riguarda invece i geni dell'acqua, le ondine, le salamandre per il fuoco e gli gnomi per quello che appunto riguarda l'elemento terra, ma ci arriveremo per gradi e vedremo appunto tutti questi argomenti. Ritornando all'elemento aria, come ho detto, è un elemento ammortizzatore fra fuoco e acqua ed è per questo che tra i nati, diciamo, con questo elemento predominante abbiamo grandissimi comunicatori, abbiamo anche personaggi estremamente intelligenti, curiosi, desiderosi di conoscere tutto quello che li circonda. E non solo, l'elemento aria sappiamo che astrologicamente parlando definisce personalità del mondo dello spettacolo, che amano appunto i mezzi di comunicazione, proprio perché l'elemento aria si muove con un dinamismo eccezionale e dunque tutto questo mettere in movimento caratterizzerà a livello materiale tutte le situazioni, le cose dove il movimento è necessario. Proviamo a immaginare la comunicazione da un punto A a un punto B, ecco che c'è di mezzo l'elemento aria. Oppure prendiamo uno spostamento da un punto A a un punto B, ecco che c'è di nuovo in azione l'elemento aria. Appunto in questo caso poi astrologicamente parlando abbiamo personalità molto rapide, molto anche veloci nei ragionamenti, però molto fredde, molto mentali.
Del resto, l'aria non la si può trattenere o contenere, l'aria viene, va, è spostata dalle correnti e siccome raggiunge ovunque, conosce tutto. Ricordiamoci appunto che all'aria si rifà Mercurio, Mercurio il messaggero alato, che dunque era portatore di notizie, ma anche eh, aveva in mano il caduceo e dunque in grado appunto di eseguire correttivi, di guarire e di apportare la conoscenza anche riguardo agli ambiti della medicina e delle cure in generale. Dunque, l'elemento aria in quali momenti viene utilizzato? A parte che sempre in ogni ritualistica viene messo simbolicamente un oggetto o un qualcosa che si rifaccia a ciascuno degli elementi, dove poi l'elemento spirito è il ritualista stesso. Per quanto riguarda l'elemento aria, viene utilizzato l'incenso e il bruciatore con i carboncini, dunque proprio perché si sprigiona questo fumo che satura l'aria, c'è questo rimando con l'elemento aria. Sempre a livello ritualistico è importantissimo, come abbiamo detto, è un vettore, cioè conduce e fa da tramite e fa da comunicatore tra la volontà dell'operatore e i mondi astrali, i mondi sottili. Dunque è fondamentale tenere in considerazione che nel momento in cui ci accingiamo a svolgere un qualche rituale, questo elemento sarà importantissimo, di fondamentale appunto importanza per veicolare la nostra richiesta verso l'alto. Fondamentalmente dobbiamo pensare che all'interno di una struttura e di una realizzazione anche complessa dei rituali abbiamo più elementi che lavorano in sé sia a livello materiale che a livello eterico ed energetico. Dunque noi utilizziamo la simbologia materiale per aprire canali e rifarci a mondi più sottili e a un dialogo, una conversazione comprensibile dai regni spirituali. Dunque se il fuoco indica l'iniziativa, un nuovo inizio, comunque l'inizio del rituale stesso, appunto, prende l'energia giusta per incominciare e aprire appunto un varco nella direzione verso cui tendiamo e che ci siamo imposti o proposti con le nostre operazioni. L'elemento aria farà da vettore di comunicazione per quello che sarà la volontà verso i regni spirituali. L'elemento acqua caricherà appunto e porterà con sé tutto il fardello, il carico emotivo che si spera ovviamente in equilibrio con il resto degli elementi, proprio verso i mondi più sottili, ed infine l'elemento terra che andrà a concretizzare. Con questo poi ci rifaremo nei prossimi video proprio parlando poi specificatamente dell'elemento terra. Tornando all'elemento aria, ho detto insomma già abbastanza cose, non resta che farvi fare un piccolo esercizio proprio per entrare in connessione e in comunicazione con questo elemento. Anche qui sarà necessario semplicemente rilassarci e lavorare con la tecnica del respiro. E con il respiro saturare il nostro organismo, il nostro corpo. Anche qui 7 respirazioni, come abbiamo detto, per l'elemento fuoco, 7 respirazioni in entrata, 7 in uscita. Quando inspiriamo, accumulando, portiamo dentro e l'espirazione successiva sarà neutra. Alla fine delle 7 ispirazioni per accumulo faremo le espirazioni. Sarà curioso però, per differenziarci un po' dall'esercizio con l'elemento fuoco, provare a dirigere questa percezione, quest'aria che sentiremo, magari spostandola verso un arto,
o verso un'altra parte del corpo, perché noteremo immediatamente un senso di leggerezza. Come ho detto, per l'elemento fuoco non è immediato, non necessariamente, a meno che non si sia, non ci sia, non ci si sia allenati alle percezioni sottili. Scusate, mi sono impappinata. In quel caso, allora, se siamo già un po' ricettivi, è facile percepire dei cambiamenti anche minimi. Ma comunque è una percezione che può essere allenata con la pratica. Per dire una piccola curiosità, appunto legata al senso di leggerezza, ci sono alcuni fakiri che recitando dei mantra, probabilmente collegati proprio ai geni degli elementi, sono in grado, in particolare dell'elemento aria in questo caso, sono in grado di levitare eh, proprio perché accumulano questo elemento e talmente tanto da rendere nullo il peso del corpo. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, vi invito a iscrivervi al mio canale e a seguire i video se vi farà piacere farlo e vi rimando al prossimo appuntamento qui in mia compagnia. Grazie per avermi seguito, vi abbraccio, la vostra Hildegard.